Faccia la domanda. Una vittoria scacciacrisi contro il Legnago Maidon. Hai detto giusto, una vittoria scacciacrisi che ci farà lavorare in prospettiva con migliore tranquillità e serenità, con un nuovo allenatore. Vedremo di trovare le giuste correzioni, i giusti correttivi per tornare sia alla squadra all'inizio del campionato, quando applicando questo modulo abbiamo messo sotto squadra importante. Aspetta che sì, e ce l'abbiamo. Sì, e ce l'abbiamo. Ho visto soprattutto una squadra più attenta in difesa magari rispetto agli altri, meno avanzante, insomma. Hai detto bene, basta guardare lo score della squadra e i gol presi sono tanti, erano dovuti sicuramente a errori di reparto ma anche errori di singoli. Noi abbiamo dovuto adattarci un attimino alla pressione del Legnago e quindi abbiamo scalato dietro il Bedin, siamo andati a 5 e quindi abbiamo perso il centrocampo, ma è dovuto a un fatto sia psicologico, penso di gamba, perché avendo giocato mercoledì all'aria 90 minuti più o meno 6-7 giocatori di quelli che erano dentro e credo che abbia pagato anche sul piano che oggi ci interessava soprattutto il risultato finale, che era quello di vincere. Sì, al di là anche delle parate di Brino, comunque ho visto bene anche sulla tre quarti riuscivate a spegnere tante. Io ho visto tante parate anche da parte di Martello, mi sembra. Certo che sai, poi loro giustamente sotto hanno spinto in modo direi forte e noi abbiamo dovuto adattarci a questa situazione, prima a fare una parata decisiva perché se no sarebbe stato un pari forse anche meritato da parte del Legnago, ma non dobbiamo dimenticarci che lo score del primo tempo forse poteva permetterci di andare a riposo con un gol in più, con 2-0.